Giulio dovrebbe andare via. Ciao! Che successo qua? Ho rotto una gamba. Rotto? Sì, sì. Sì, ma non ieri altro. No, 2 anni fa. No, febbraio 2024. Aspetta, qui ancora. Assediato. Vabbè, fai te. Questa manca. Quella macchina? Quella macchina? Un mega tele. Com'era? Una volta Fine giugno, primi giugno. praticamente da quando C'era Ricchi che è fondato. Cosa fai? Il lavoro viene Io volevo ringraziarti comunque piccolo stop perché alla fine questo fresco amici di Giacomo che una roba superiore perché alla fine non è solo lui che è stato creativato in Italia ma quello che è stato ragazzi abbiamo bisogno della città quello sport la palestra in borsa però andiamo a dare giù come le foto a fine campionato abbiamo mostrato avanzamento ai lavori sei dentro che abbiamo messo cos'era legamento un po' stirato allora come fatto? Ma non sapeva niente di che ok sì ma tu al solo vedi la vicino non è che mi ha detto è scivolato mi ha detto che ho fatto così ho perso l'appoggio solo che quando l'ho preso un disturbo, una goccia d'acqua, qualcosa, e poi è partito via. Solo che essendo vicino, aveva margine, quindi si è incastrato sul piede. Quello mi ha detto sì, si è messo il piede così sulla mano ultra e comunque si è messo solo. Però mi ha detto anche, pensavo di aver fatto che riesca, no, abbastanza, era
spostato di volgere da poco e quindi è crollato lo stesso, quante cariche. il materiale vuol dire zero, quindi è proprio il combattimento. È rimasto tutto vedere che amatoriale lì per stamattina alle 8 mi ha chiamato, sono ancora svegliando. La finale sta lì caldo. Sembra un po' più ordinato. Sì, dai. Bene. E tu cosa devi? La tua mamma non c'è? Vai Marco. C'è una bellissima maglietta molto pesante. C'è una bellissima maglia molto pesante. Che ce l'ha? Ce l'ha Diego?
dura,
in un certo senso si può
base c'è un arbitro di piatti che sono Dove sta corpo? La ridotto al sembrava. Eh sì, quando giocava nel piano, era il secondo.
partita, bravo camera.
Ah, scusa.
Buonasera. Per partire con le premiazioni chiederei a tutte le squadre di entrare in campo. Mercoledì scorso qua contro il Paolo. Ma c'ha le caviglie fragili, la terza volta. Prima uno con l'altro, prima con uno bene, io quest'anno sono stato a Verona, sono stato benissimo e poi ho fatto la serie di Migliano, non abbiamo vinto per un soffio, siamo arrivati secondi. Ciao ciao. Non so se va. Non si sente? Betty e Desidero. La Betty è desiderata. Campo. Betty. Betty in centro. Prova? O finalmente? Allora, prima di partire con le prime, facciamo un rapido ringraziamento. Diamo il contributo nell'hockey, il supporto che ci ha sempre dato e disposizione in effetti. Un ringraziamento alla CRISP per la professionalità e per aver uno sport magari poco conosciuto in Italia come l'hockey e sperando che prosegua anche nei prossimi anni. Un ringraziamento alle squadre e agli atleti per essere arrivati qui oggi in finale e allo sforzo che un ultimo ringraziamento ai tifosi per essere stati qui in tanti e aver dato forza alle squadre. Ora chiamerei gli arbitri al tavolo.
E ora possiamo iniziare con le premiazioni. La prima premiazione, come miglior portiere del torneo, va a Babini Lorenzo dei Maier Ferrara. Il prossimo premio al miglior giocatore del torneo, Valpuso Michele dei Falchi di Velo Veronese. Ora il premio Sergio Stella alla squadra con meno penalità, ovvero i Marsoni del SI di Treviso. E adesso partiamo con le premiazioni del torneo, quindi con i 15 classificati, i Marsoni del SI. I quarti classificati, i Maier di Ferrara. Al terzo posto ci sono sulle mani i Vintage Padova. Continuiamo con i secondi classificati,
ovvero i falchi di Vero Veronese. Jacopo, tanto hai vinto, sei a posto. Ed infine concludo con il primo fuori del torneo, i Fox di Legnano.
Buonasera a tutti, buon rientro a casa e vintage si va al fast.